Buongiorno ai titoli di Sicilia 24. A Catania, usura, droga e riciclaggio. Operazione della Guardia di Finanza contro la cosca Santa Paola Ercolano. Azzerato il nuovo gruppo di Picanello. Sequestrati beni e società per 12 milioni. 15 arresti. Violenza senza fine a Palermo, grave il 34enne pestato a sangue ieri, e sull'omicidio di Balestrate si scopre che a innescare la rissa sarebbe stata una spallata di troppo davanti alla discoteca. Chi lo ha colpito è ai domiciliari. L'ASP di Ragusa corre ai ripari con un avviso pubblico per tamponare la carenza di personale nei reparti di ginecologia e ostetricia. A Siracusa e caccia ai medici gettonisti. Catania non è a misura di disabile, abbiamo registrato le difficoltà quotidiane di chi è costretto a spostarsi tra 1000 ostacoli e pastoie burocratiche. La finta intervista a Denise Pipitone, postata da 2 studentesse del liceo classico Cutelli di Catania, diventa un caso. Il video messo in rete solo per farsi 2 risate e ottenere visibilità. Calciomercato con l'arrivo di Sturaro e Monaco, il Catania lancia un messaggio chiaro al campionato. Intanto Dubicias e Livieri lasciano il club l'Ossazzurro. Buongiorno, usura, droga e riciclaggio a Catania, operazione della Guardia di Finanza contro la cosca Santa Paola Ercolano. 15 gli arresti nel clan di Picanello, sequestrati beni e società per 12 milioni di euro. Luca Ciliberti. Ci sono anche Uciuraro e il giornalista tra i 15 arrestati nell'operazione Oleandro, condotta dalla Guardia di Finanza su delega della Procura etnea nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine. Gli indagati farebbero parte del gruppo di Picanello del clan Santa Paola Ercolano. A capo ci sarebbero i reggenti della cosca del quartiere Carmelo Melo Salemi, Uciuraro, di 65 anni, e Giuseppe Russo, di 48 anni, detto appunto il giornalista o l'elegante. Per gli incontri con i loro sodali i due utilizzavano una stalla. Una delle attività più redditizie del gruppo sarebbe stata l'erogazione di prestiti a tassi usurari per investire i proventi del traffico di droga, delle estorsioni e del gioco d'azzardo. Un meccanismo collaudato con finanziamenti di piccoli tagli di norma da 500 a 2.500 euro, da rimborsare in rate settimanali o mensili con un tasso di interesse oscillante tra il 140% e il 350% su base annua. Uno dei protagonisti di questa attività, ricostruisce la DDA, sarebbe Nunzio Comis, 40 anni, figlio del boss Giovanni, arrestato nel 2020 mentre riscuoteva il pagamento di una rata di un prestito a usura ad un imprenditore. Secondo l'accusa, il riciclaggio dei proventi illeciti sarebbe stato infine assicurato da Fabrizio Giovanni Papa, 58 anni, imprenditore nel settore dell'edilizia. Complessivamente sono state sequestrate 9 attività commerciali del settore edile di Catania, 81 tra fabbricati e terreni nelle province di Catania e Arezzo, sequestrati insieme con altre 5 autovetture e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro. Adesso a Palermo di nuovo violenza, è ancora ricoverato in gravi condizioni l'uomo di 34 anni pestato ieri a sangue in via Monte Pellegrino, e sull'omicidio di Balestrate si scopre che a innescare la rissa sarebbe stata una spallata di troppo nella calca a fine serata davanti alla discoteca. Marco Gullà. Ogni giorno una. È ancora ricoverato in gravi condizioni al Trauma Center di Palermo l'uomo di 34 anni pestato a sangue in via Monte Pellegrino. Un altro episodio di violenza nel capoluogo. Tutto sarebbe avvenuto vicino a una taverna che si trova tra via Monte Pellegrino e via Montalbo. Il 34enne avrebbe avuto un'accesa discussione con un coetaneo e l'avrebbe aggredito, colpito con un pugno. Dopo aver incassato il colpo, l'altro si è allontanato e poco dopo è tornato con i rinforzi per restituire la violenza. Colpi di bottiglia e mazze. Violenza che si ricongiunge con quanto accaduto a Balestrate nella notte tra sabato e domenica con l'omicidio di Francesco Bacchi. A scaturire la rissa, culminata poi all'esterno del locale Medusa, sarebbe stata una spallata di troppo nella calca a fine serata. Poi le parole, gli insulti e il drammatico epilogo con la morte di Bacchi. Oggi intanto sul corpo del 20enne di Partinico verrà effettuata l'autopsia che dovrà accertare se il ragazzo è morto per i pugni ricevuti o per la caduta a terra. Ieri sera Andrea Cangemi, il 20enne accusato di aver ucciso Bacchi, ha lasciato il carcere per andare agli arresti domiciliari. Il GIP Claudio Emanuele Bencivinne ha convalidato il fermo ma ha accolto la richiesta del legale dei domiciliari. Il giovane è accusato di omicidio preterintenzionale.
Restiamo a Palermo, dove è stato istituito un tavolo permanente per affrontare l'emergenza rifiuti, sbloccare le assunzioni dei nuovi autisti e soprattutto far partire la differenziata nella zona nord della città, dove è ancora in ritardo la raccolta. Sentiamo Maglio Viola. Un tavolo permanente fra amministrazione comunale e RAP, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, per gestire insieme le criticità con l'ausilio degli esperti nominati dal comune. Un tavolo al quale prenderanno parte tanto il sindaco Roberto Lagalla quanto l'assessore Pietro Alongi. Non una task force dunque, ma un tavolo di confronto con precisi compiti. Primo fra tutti, coordinare le segnalazioni che giungono alla RAP e all'amministrazione e dunque organizzare i cosiddetti interventi pala, ovvero gli sgomberi di cumuli di rifiuti che si accatastano per ritardi nella raccolta o per l'inciviltà dei palermitani che danno vita continuamente a vere e proprie discariche abusive. Ma fra i compiti del tavolo permanente ci sarà anche quello di monitorare e pressare sull'avvio della raccolta differenziata nei quartieri come Mondello e nella zona nord della città, dove il porta a porta doveva partire con il nuovo anno ma è già in ritardo. Per il sindaco poi si tratta di un raccordo più efficace con la controllata che si occupa dei rifiuti per evitare che la caccia agli imboscati, che è stata avviata in queste settimane, si trasformi in uno scontro frontale con sindacati e maestranze. Anche per questo sul tavolo c'è lo sblocco dei primi 22 milioni di euro di arretrati che il comune deve pagare all'azienda. Una boccata di liquidità che potrebbe anche sbloccare a sua volta le assunzioni dei 46 autisti già selezionati ma ancora non in servizio. L'ASP di Ragusa ha pubblicato un avviso urgente per tamponare la carenza di personale, in particolare nei reparti di ginecologia e ostetricia, che al momento lavorano sotto organico. Veronica Barbarino. SOS personale per la sanità Iblea con una emergenza che l'accomuna al sistema nazionale. Carenza di servizi che stanno mettendo in ginocchio anche l'ASP di Ragusa, in seria difficoltà per garantire l'assistenza nel settore materno-infantile. Per questo motivo i vertici dell'azienda sanitaria hanno pubblicato un avviso urgente per il conferimento di incarichi di natura libero-professionale. Una grave criticità di personale medico, soprattutto in questo momento nelle unità operative di ginecologia, dove appunto mancano almeno 7 persone dovute a gravidanze, a motivazioni varie e anche all'assenza proprio di colleghi specialisti che si presentino ai concorsi che vanno praticamente deserti. Una gravissima criticità noi la abbiamo presso il presidio Guzzardi di Vittoria, dove siamo rimasti soltanto con 4 dirigenti medici e un po' meno su Ragusa e su Modica. Il bando è rivolto a liberi professionisti, il che significa sia soggetti in attività lavorativa sia anche soggetti già in pensione ma che comunque abbiano la specializzazione e l'esperienza necessaria. Ed è a sportello, nel senso che sarà aperto per tutto il 2024 e quindi in qualunque momento dell'anno chiunque potrà partecipare ed essere assunto nel momento in cui ci fossero necessità. Il commissario straordinario dell'ASP di Ragusa, Fabrizio Russo, ha evidenziato la necessità di rafforzare gli organici allo scopo di garantire le prestazioni in urgenza provenienti dal pronto soccorso, offrendo ai pazienti cure tempestive. E non va meglio a Siracusa, dove sempre più medici lasciano il pronto soccorso, stipendio basso, stress e aggressioni allontanano i neolaureati e non solo. Così anche l'ASP di Siracusa appunto chiede aiuto ai medici gettonisti, che potrebbero guadagnare fino a 20.000 euro al mese. Francesco Loi. Il lavoro del medico di pronto soccorso e dell'infermiere di pronto soccorso è un lavoro duro, ma è un lavoro molto bello. Chiaramente il problema del personale è un problema assolutamente rilevante in questo momento per tutti i pronti soccorsi italiani. Turni massacranti, stipendio basso e aggressioni. Sempre più medici fuggono dai pronto soccorso. E così chi sta male deve aspettare ore prima di avere una diagnosi. L'ASP di Siracusa, per bloccare queste emergenze, è a caccia di medici gettonisti. A Siracusa, nell'ospedale Umberto I, che è il principale ospedale della città, ci sono meno del 56% dei medici rispetto alla pianta organica, quindi questo comporta delle sofferenze, dei ritardi nelle visite. Se lo stipendio di un medico interno si aggira attorno ai 3.000 euro, quello di un gettonista potrebbe arrivare fino a 20.000 euro, il quintuplo. In realtà non è così, perché abbiamo ottenuto l'aumento dell'onorario per le prestazioni aggiuntive anche per il personale interno. Sono scelte di vita che si fanno, fare il medico gettonista o fare il medico dipendente. In questi giorni nelle chat dei medici del Siracusano sta girando questo messaggio: poche parole
parole per risolvere un grande problema. I pronto soccorso sono in difficoltà e la Spotto cerca di correre ai ripari. Un 42enne pregiudicato catanese è stato arrestato da agenti di una pattuglia della squadra del volante della questura dopo che aveva aggredito l'ex compagna. L'uomo, già destinatario dell'ammonimento per violenze domestiche messo dal questore, ha afferrato per i capelli la donna mentre rientrava a casa, trascinandola con la forza verso la porta d'ingresso dell'abitazione, pretendendo che gli consegnasse 100 euro. E adesso ci occupiamo di Catania, poco accessibile e inclusiva, difficoltà quotidiane per i soggetti diversamente abili costretti a spostarsi tra 1000 ostacoli e altrettante difficoltà burocratiche. Ci dice tutto Tonino De Mana. Sosta selvaggia, barriere architettoniche, burocrazia. Sono almeno 3 gli ostacoli per i diversamente abili che a Catania fanno i conti con una città poco europea e soprattutto poco accessibile. Se è già difficile per un normodotato districarsi su strade e marciapiedi, figuriamoci per una persona che si deve spostare in carrozzina. Ci troviamo in piazza Giovanni XXIII, a pochi metri dalla stazione ferroviaria, e quello che vedete è uno dei passaggi pedonali che portano alla metropolitana. Mancano le scivole, laddove ci sono o hanno una pendenza troppo elevata o sono fatte davanti al tombino, quindi diventano anche pericolose. E poi abbiamo un problema di barriere mentali, di mancanza di senso civico e di rispetto, quindi laddove c'è la scivola magari c'è la macchina parcheggiata davanti. E poi mancano i parcheggi per disabili, gli stalli sono veramente pochi e quelli che ci sono occupati da macchine senza il tagliando, quindi che non hanno l'autorizzazione, oppure ce l'hanno ma manca la persona con disabilità che è a casa o magari peggio ancora non c'è più, quindi è passata a miglior vita. Una città inclusiva solo sulla carta, dove spesso i trasporti pubblici non sono completamente adeguati a tutte le necessità dei disabili e le disavventure non mancano anche per l'accesso in ZTL per i disabili che, seppur autorizzati, sono incappati in sanzioni per non aver modificato i dispositivi per facilitare la guida nelle aree a traffico limitato. Naturalmente piovono polemiche e ricorsi. Intanto l'amministrazione comunale e AMTS hanno reso disponibili 1000 voucher per accedere agli abbonamenti gratuiti per disabili residenti nel capoluogo. Le tessere nell'ambito del servizio Catania To Go permettono l'utilizzo delle linee AMTS con esclusione di Alibus agli utenti con disabilità pari o superiore al 67%. Ha fatto il giro del web il video in cui alcune studentesse di un liceo di Catania, il Cutelli, simulano il ritrovamento di Denise Pipitone, scomparsa a Mazzara del Vallo 19 anni fa. Un video goliardio che ha fatto indignare la mamma della piccola, Piera Maggio, che dice: vergognatevi, non tutto è un gioco. Lorena Dolci. Ragazzi, quest'oggi siamo qui al Cutelli, andremo a trattare di un argomento molto spinoso perché abbiamo qui Denise Pipitone. I volti sono oscurati, ma il presunto scoop è chiaro lo stesso. In questo video alcune studentesse di un liceo classico di Catania, il Cutelli, raccontano che Denise era in uno sgabuzzino della scuola in cui è rimasta rinchiusa per 19 anni. Essendo molto piccola, i miei ricordi non sono ben precisi, quindi mi trovo anche un po' in difficoltà ad affrontare le domande, ma sicuramente è stato un trauma, comunque parlarne per me è difficile. Un video goliardico e di cattivo gusto, si legge alla fine del filmato, un bruttissimo scherzo che di sicuro ha indignato Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, che non ha mai smesso di cercare la piccola scomparsa a Mazzara del Vallo. È mai possibile che per qualche like siano disposti a tutto e con tanta leggerezza? Scrive amareggiata sui social. Dovreste vergognarvi e riflettere su ciò che avete fatto, non tutto è un gioco. La scuola ha sentito le ragazze e le loro famiglie, si stanno valutando provvedimenti. La scuola ha fatto le sue azioni e porta avanti le sue determinazioni, però chiedo anche alla stampa di rendersi conto che stiamo travolgendo con un'onda mediatica famiglie, adolescenti e giovani studentesse che probabilmente, come diceva la stessa Piera Maggio, hanno immaginato che quello fosse un gioco. Ma la scuola da sola non basta a segnare il confine tra social e realtà, tra scherzo e bullismo. Proviamo un attimo a chiederci cosa possiamo fare per riportare i nostri giovani ad una realtà più concreta, ad una consapevolezza di tutto quello che il mondo fuori dalle mura domestiche e dalla scuola, tutto ciò che ti fa sentire a casa tua, invece ti riserva.
Ci fermiamo una breve pausa, poi ci occuperemo di un'autorizzazione che il Comune di Catania ha rilasciato per la costruzione di una palazzina su un'antica sorgiva. Eccoci in studio, una notizia battuta all'Ansa, un ex barista di 73 anni, Salvatore Carbone, è morto nel rogo in un'abitazione al centro storico di Enna. I vigili del fuoco sono impegnati a spegnere l'incendio, presenti anche i carabinieri. Le fiamme si sono sviluppate in camera da letto ed hanno investito anche la vittima. Sulle cause del rogo sono in corso accertamenti, anche se pare che a provocarlo sarebbe stato lo scoppio di una bombola dell'ossigeno. E il Comune di Catania ha autorizzato la costruzione di una palazzina sopra un'antica sorgiva che alimenta l'acquedotto. Dopo il nostro servizio sembra che l'amministrazione stia valutando soluzioni alternative. Luca Ciliberti. Il Comune di Catania lo scorso 5 dicembre ha autorizzato la costruzione di una palazzina nel rione Cibali sopra la sorgente che alimenta il lavatoio e l'antico acquedotto. Nella zona la costruzione della stazione della metro ha subito notevoli ritardi proprio perché era difficile che ogni scavo o ogni galleria non si trasformassero in una cascata. Dopo il nostro servizio è stata convocata una riunione dei gruppi consigliari al Comune di Catania e adesso sembra che l'amministrazione si sia mossa per trovare una soluzione. Immediatamente la Presidenza del Consiglio ha convocato la conferenza dei capigruppo unitamente all'amministrazione. Abbiamo affrontato la tematica fornendo delle specifiche proposte, perché sarebbe assurdo nella più antica sorgiva della città con un imponente corso d'acqua che venisse edificata un'abitazione. L'amministrazione intanto può iniziare un'interlocuzione con i proprietari che hanno avuto l'autorizzazione per legge a poter edificare, proponendo ad esempio un altro sito secondo il sistema di compensazione delle cubature. Se ciò non fosse possibile, allora il Comune incomincia a pensare come poter acquisire il terreno e poter ad esempio lì realizzare tutte le strutture utili e necessarie, dal passaggio pedonale anche a dei piccoli momenti di parcheggio per i motoveicoli, perché lì vicino appunto c'è la stazione della metropolitana di Cibali. Messina allestita alla Pala Cultura la mostra Messina città di Antonello, aperta alle scuole e ai turisti, un percorso didattico sulla vita e le opere del grande artista. Francesco Triolo. L'obiettivo è quello di veicolare la conoscenza del genio e delle opere del grande artista Antonello alle giovani generazioni. A Messina, al Pala Cultura, intitolato proprio al maestro, è stata allestita la mostra Messina città di Antonello, che si inserisce nel percorso didattico che l'amministrazione comunale ha avviato con i dirigenti delle scuole di primo e secondo grado per promuovere il brand Messina città di Antonello. La mostra delle riproduzioni delle opere di Antonello da Messina in uno spazio all'interno della Galleria d'Arte Moderna rimarrà aperta al pubblico e alle scuole sino al 23 febbraio. Abbiamo, d'accordo con alcuni operatori turistici, creato praticamente la sosta al Pala Cultura, quindi anche i pulmini turistici creeranno una sosta per fare in modo che i croceristi o i turisti possano fermarsi ed entrare e godere di questo spazio. Le visite si effettuano il lunedì, mercoledì e venerdì in orario antimeridiano, c'è l'ingresso libero, la durata è di circa 1 ora e 30 minuti e prevede anche gli spazi della biblioteca, del Museo del Lavare, dei Giganti e della sala immersiva. E ad accompagnare i visitatori nella giornata di domani, in occasione dell'iniziativa Vieni a Palazzo, ci sarà il FAI di Messina. Avremo gli apprendisti ciceroni, nello specifico quelli del Liceo Artistico Basile, che accompagneranno i visitatori nell'ambito della mostra che c'è all'interno della GAM e che è dedicata ad Antonello da Messina. Un percorso unico che fa rivivere anche alcune fasi della splendida mostra del 53. Festa di Sant'Agata alla luce del suo martirio nel nostro tempo, tradizione e significato delle candelore saranno gli argomenti di Sicilia 24 Focus alle 14.30 su Telecolor. Ospiti di Adelaide Barbagallo, il parroco della cattedrale di Catania Barbaro Scionti e la portavoce della prima candelora dei Rinoti Marilisa Tornabene. I vostri messaggi al 342 74 55 005. Trasmissione anche in streaming sulla siciliaweb.it. Una breve pausa e poi il calciomercato. Calciomercato, il Catania con i 2 arrivi di Sturaro e Monaco lancia un messaggio chiaro al campionato. Francesco Triolo.
L'ambizione del Catania in un mercato sontuoso. Il presidente Pelligra lancia messaggi alla piazza, manca il campionato e gli arrivi di Sturaro e Salvatore Monaco sono le due ciliegine di una rivoluzione quasi annunciata dopo l'arrivo di Lucarelli in panchina. 9 acquisti, l'ultimo proprio l'ex Juve Genoa che si è legata al Catania sino al 2026 a testimonianza di un progetto a media scadenza. Un anno meno per il figlio di Gennaro che ha trovato finalmente la strada per tornare a Catania dove da piccolino ha già indossato la maglia rossa-azzurra. Penso un segno del destino tornare qui e spero di poter ripagare la fiducia della società e onorare questi colori fino alla fine. Mio padre si è emozionato e lui per me è un maestro di vita e mi ha raccontato molti aneddoti e io so bene perché sono nato e cresciuto in questa città e ho sempre sognato di giocare per migliaia e migliaia di tifosi come i tifosi del Catania. Di pari passo procedono anche le uscite. Dopo la risoluzione del prestito di Livieri con il Pisa di ieri, oggi ha risolto il contratto temporaneo sempre con la società toscana anche il lituano Edgaras Dubikas che lascia il rossazzurro dopo 17 presenze e una rete. In uscita ancora ci sono Ladinetti, Mazzotto e Marsura. A Messina il prossimo under che dovrebbe essere ufficializzato a breve è l'esterno offensivo Sabino Signorile, 21 anni, appena 2 presenze col Cerignola, sempre nella scuderia del procuratore Giovanni Tateo, molto vicina al presidente Sciotto nell'ultimo periodo. A Palermo si continua a cercare un terzino destro, la pista Amian dello Spezia sembra tramontata, un sondaggio è stato fatto per Diachite della Ternana, per l'attacco invece c'è un forte interesse per Giuseppe Caso del Frosinone. Il Palermo ha acquistato a titolo definitivo dalla Juventus il centrocampista Filippo Ranocchia. Il giocatore ha firmato un contratto che lo lega al club di Viale del Fante fino al 30 giugno del 2028. Io mi fermo qui per questa edizione di Sicilia 24, vi lascio al Focus, la prossima edizione del TG alle 19. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.